Alla presentazione alla Loggia del Lionello c'erano anche visitatori provenienti da molto lontano, alcuni soci del Fogolar Furlan di Perth in Australia, altri in arrivo dalla Francia. E proprio la loro presenza ha fornito un assist al sindaco di Udine De Toni, che ha un sogno. Organizzare l'assemblea dei friulani nel mondo nel contesto di Friuli Doc. È l'idea lanciata dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, durante la presentazione della 30ª edizione della Kermesse. Lo spunto è arrivato dalla presenza nella Loggia del Lionello di alcuni soci del Fogolar Furlan di Perth, in Australia, e di altri provenienti dall'Alsazia, in Francia, accompagnati dal presidente dell'ente Friuli nel mondo, Franco Jacob. Un'idea che non dispiace affatto al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Gli anni scorsi ho trovato persone che vivono all'estero di Udine del Friuli che venivano comunque qui per incontrare persone che trovano i loro compagni di classe, trovano i loro amici di paese. Secondo me quindi è il momento migliore per fare una reunion del Friuli. Ma perché no? Sarebbe una bella cosa. Noi come regione organizziamo vari momenti. Il 29 ottobre ci sarà un incontro con le varie associazioni che si occupano di corregionali all'estero in Consiglio regionale, vari momenti in cui ci sono progettualità che portano da noi i nostri corregionali, i loro discendenti, varie progettualità che in qualche modo cercano di unire questi mondi. Per cui mi auguro che questo progetto, questa idea possa essere concretizzata. Quello che posso dire è che noi come regione, come Consiglio regionale siamo a disposizione e speriamo il prossimo anno magari di poter effettivamente concretizzare questa idea in qualcosa di bello qui in Friuli Doc.